Allora, buongiorno a tutti, è venerdì 20 marzo pomeriggio. Poco fa il Presidente della Regione del Veneto ha firmato un'ordinanza con delle nuove norme che restringono ancora di più le nostre possibilità rispetto a quello che già conoscevamo per la gestione dell'emergenza Covid-19. Allora, innanzitutto vengono chiusi tutti i parchi e i giardini pubblici. Noi a Belluno stiamo già procedendo, mentre sto registrando questo video già lo stiamo facendo. In secondo luogo, in bicicletta e a piedi ci si può spostare esclusivamente per motivi di lavoro, per motivi di salute, per esempio per fare una visita medica, oppure per motivi di necessità, per esempio per andare a fare la spesa. Ma se dobbiamo portare fuori, ad esempio, il cane per fare i propri bisogni, oppure dobbiamo andare a fare dell'esercizio fisico, lo si può fare esclusivamente nei 200 metri intorno alla propria abitazione. In sostanza diventa un po' legge quello che io ho dato fino adesso un po' come consiglio, e cioè se volete fare esercizio fisico fatelo intorno a casa vostra e poi tornate a casa subito. In terzo luogo, per gli esercizi di somministrazione, per capirci per esempio i bar, nelle aree di sosta e nei distributori di benzina che sapete che erano aperti fino adesso, in verità adesso sono consentiti solo, possono stare aperti solo nelle autostrade e nelle strade extraurbane principali, mentre nelle strade extraurbane secondarie possono stare aperti solo dalle 6 alle 18 e infine non possono più essere aperti in nessun caso quelli all'interno dei centri abitati. Cambia tutto invece la domenica i negozi saranno tutti chiusi, tutti, a eccezione sostanzialmente delle farmacie, parafarmacie ed edicole che sono le uniche che potranno rimanere aperti. Cambia anche la modalità con cui si può andare a fare la spesa, si può andare esclusivamente una sola persona alla volta nell'esercizio commerciale a fare i propri acquisti, che anche qua diventa un po' legge quello che avevo in qualche modo sempre suggerito anch'io. Si va soltanto una persona per volta al supermercato o nell'esercizio commerciale a fare la spesa. Sono esentati ovviamente le persone che sono accompagnatrici, diciamo, di una persona per qualunque tipo di motivo. Ecco, nella nostra provincia il numero di contagi è salito considerevolmente, anche oggi è salito davvero molto, la situazione non è per niente rosea. Io voglio sempre ricordarvi che queste persone, queste circa 200 persone che attualmente sono state individuate, sono persone che hanno avuto i sintomi, hanno fatto il tampone e sono state individuate, ma queste persone vuol dire che per un certo periodo hanno circolato normalmente, stavano bene e in verità avevano già subito il contagio e potevano trasmetterlo ad altre persone, quindi tutti noi possiamo essere entrati in contatto con loro. In secondo luogo vi ricordo che ci sono tantissime persone che hanno subito il contagio e non hanno sintomi e che quindi in questo momento, diciamo, i quasi 200 casi probabilmente sono solo la punta dell'iceberg. Ci sono molte altre persone che in questo momento sono state contagiate e non lo sanno e stanno benissimo, e a noi sembra che stiano benissimo, ed è il motivo per cui si dice state a casa, non relazionatevi con nessuno. Purtroppo è una cosa molto spiacevole per tutti, ma tutti vogliamo uscire da questa situazione, quindi dobbiamo fare assolutamente la nostra parte. Io vi ricordo che queste misure sono attive da oggi, 20 marzo, fino al 3 aprile, sempre che naturalmente non arrivino nel frattempo nuove disposizioni anche nazionali o regionali, perché sapete qui il quadro evolve continuamente ed è il motivo per cui io vi chiedo sempre di informarvi sempre soltanto presso i canali diciamo ufficiali. Quindi purtroppo questo weekend sarà un po' più ristretto rispetto a come potevamo farlo, non importa, l'importante è che usciamo da questa brutta situazione, quindi un in bocca al lupo a tutti noi, cerchiamo di darci una mano e coraggio. Al prossimo aggiornamento.